Mauro Graviano, preso in consegna da Marotta, non sale Edoardo Melis per il blocco, viene ricacciato indietro dalle urla di Nicola Elia. Mauro Graviano vuole giocare l'1 contro 1, Mauro Graviano ancora in mezzo alle gambe, mano sinistra va dentro, Graviano! Canestro dai più 14 su Stentu, 77 a 63, il Paramellano ora è tutto in piedi, il sogno, come detto, sta prendendo forma, 13 secondi al termine e ora Firenze che non attacca, rinuncia a prendere il tiro, anzi lo prende Pecconcini e poi il pallone che muore nelle mani di Edoardo Melis. Serie B, Serie B, Serie B, il Stentu Sestu è in Serie B, il sogno è diventato... Stentu è in Serie B. Roberto, ti sei ripreso? Quello in realtà non ero io, ma era lo spirito di Giampiero Galeazzi che si è impossessato e ogni tanto si impossessa del mio microfono, io non posso farci niente purtroppo. Ho davvero goduto tutti di questo timbro caldissimo che ha regalato le grandi emozioni. Buonasera a tutti, è il primo giorno tu sei Serie B, siamo in diretta streaming su Direttasport.it, sarà una serata molto ricca di contenuti, abbiamo diverse sorprese anche in compartecipazione proprio con la sempre attivissima dirigenza. Da che iniziamo? Io direi dal saluto istituzionale, no? La massima carica istituzionale del club per il presidente Riccardo Fiorelli. Riccardo Fiorelli, neo presidente su Stentus. Eccoci qua, io lascio. Anzi, inizia tu a torchiarlo per primo, iniziamo l'interrogazione. Allora, immagino tante tanta responsabilità per questo nuovo ruolo, le tue sensazioni? Ma sensazioni, adempimenti, adempimenti innumerevoli. Io ho, come sapete, indegnamente sostituito il professor Cordeddu che per tanti anni ha guidato questa società, l'ha portata fino a qui e ce la consegna in questo modo. Noi adesso siamo costretti ad andare avanti e quindi responsabilità sì, una serie di adempimenti da fare, la Serie B è un impegno notevole e speriamo di essere all'altezza. La promozione dello scorso anno, Riccardo, non era esattamente nelle attese, insomma, nello scorso settembre. Ti volevo chiedere come ha lavorato la società per non farsi trovare poi impreparata a questo salto di categoria, soprattutto nel corso di quest'estate. Ma intanto con un tentativo di aumentare e far crescere i nostri partner e gli aiuti che loro, che devono essere sempre e costantemente ringraziati per il sostegno che ci danno, perché senza di loro non sarebbe possibile fare questo tipo di campionati. E poi abbiamo cercato di indagare in un mercato che conoscevamo solo parzialmente e devo dire che in questo Marco Secci è stato veramente capace. Due battute anche sulla professionalizzazione dello staff, soprattutto dirigenziale. Ogni attore ha una sua specifica area di competenza. Non so se ci vuoi spiegare a tutto tondo come è stata riorganizzata la società nel corso dell'estate, appunto. Ah sì, intanto abbiamo modificato l'assetto societario per quel che interessa, abbiamo costituito un'associazione che sarà il socio unico dell'SRL, che è poi l'Accademia Basket, l'associazione che è guidata dal presidente che è Lucio Cordeddu e che costituisce, come ho detto, il socio unico dell'SRL, di cui sono presidente io, e fanno parte del consiglio di amministrazione Marco Secci e Gianni Irde. Tutti gli altri soci che conoscete hanno una propria competenza specifica, ci eravamo già distribuiti delle competenze fin dagli anni scorsi, quest'anno stiamo cercando di, come dire, affinarle in modo tale da essere sempre più attrezzati anche per la gestione della società nel suo intero e non soltanto della prima squadra, perché come è noto abbiamo avviato anche un'attività di settore giovanile che ovviamente costituisce un progetto a lungo termine ma che non può essere in alcun modo trascurato. Insomma, ci sono davvero tanti contenuti questa serata, non l'abbiamo detto, siamo al convento di San Giuseppe, una gran bella cornice di pubblico per questo evento che, se non sbaglio, va a coinvolgere oltre 300 persone. Sì, esatto, ma come dicevo prima,
l'Accademia anche attraverso questi segnali sta dimostrando di essere una realtà sempre più consolidata. Ringraziamo quindi tutti quelli che a vario titolo ci sostengono, e queste 300 persone sono un segnale molto importante, perché questo evento vuole essere un evento promozionale sicuramente, ma anche un evento, come dire, di incontro nel segno dell'Accademia. Chissà che queste 300 persone non siano anche un buon input e tentare di capire che cosa succederà nel mondo del basket cagliaritano, no? Le tue sensazioni, le vostre sensazioni quali sono? Che magari saliranno tutti sul carro dei vincitori, o ci sarà ancora quella particolare di... Ma questa curiosità ce l'ho anch'io. Mi sembra che ci sia, ammesso che ci sia mai stato un contrasto aspro, forti segnali di distensione sotto molti punti di vista. Le fusioni, le collaborazioni, definiamole come vogliamo, sembrano sempre più frequenti. Non dimentichiamo che anche noi abbiamo iniziato una collaborazione concreta e speriamo sempre maggiore con la Scuola Basket Cagliari, una società storica alla quale io sono particolarmente legato, ma che comunque è una società che ci può dare tanto e con la quale possiamo davvero sviluppare un progetto importante. Quindi anch'io ho la stessa tua curiosità, speriamo che il movimento funzioni sempre meglio. Anch'io ho un'altra curiosità per il Presidente Fiorelli, ovvero qual è l'obiettivo a lungo termine della società. L'anno prossimo Serie B, ovviamente l'obiettivo è la salvezza, però fra, non so, 5 anni dove vi piacerebbe essere? Se volete sapere se è un punto di arrivo o un punto di partenza, la Serie B, non sono in grado di rispondere, ma noi non ci mettiamo limiti, nel senso che anche prima di raggiungere la Serie B difficilmente potevamo ipotizzare di raggiungerla in così breve tempo. Non vi nascondo che l'idea ci sia sempre stata, se saremo in grado e con i passi giusti non mettiamo limiti a un'ulteriore crescita. Anche perché, come diceva lo sponsor tecnico Alessandro Ariu nel corso della conferenza stampa, il parallelismo con la Dinamo magari ci sta, la capigliatura del Presidente è la stessa, lo sponsor tecnico e le maglie sono molto Esatto, simili. io mi sento di aggiungere le maglie, perché davvero sono molto belle. Bene, Sì, le maglie sono molto belle, diciamo che abbiamo voluto distinguerle dalla Dinamo non solo noi, ma anche chi ha fatto la grafica. arriveremo alle maglie, arriveremo anche ai contenuti legati a quello che è il merchandising del Sustento Sestu. Tante novità, hai tu in mano la scaletta, vai avanti. Grazie Presidente. Doveroso applauso per il Presidente Riccardo Fiorelli. Allora, secondo la mia scaletta, adesso il prossimo ospite è Marco Secci, General Manager e Direttore Sportivo dell'Accademia Basket, che spero sia nei paraggi. Dovremmo averlo? Altrimenti andiamo avanti con la scaletta a questo punto, Marco. Non lo vedo all'orizzonte. Non lo vediamo, e allora sai andiamo che da un Marco all'altro a questo punto. Andiamo non so se direttamente sei d'accordo. dall'allenatore. Marco Massaro, eccolo. Un applauso. Seconda scelta. È un periodo che i Marco vanno molto forte. Speriamo continuino. Allora, Marco, prima di tuffarci nella prossima stagione, io ti chiedo, e penso ti faccia anche piacere, fare un altro tuffo in quel 4 giugno 2016 e in quello che per te ha rappresentato. Bellissimo momento, culmine di una bellissima stagione, un bellissimo giorno personalmente riposto nei cassetti di ricordi, dei bellissimi ricordi, ma che deve essere messo da parte perché sarebbe controproducente viverci ancora fianco a fianco. Dobbiamo aprire un nuovo capitolo molto più complicato, ma anche 4 anni fa, quando abbiamo aperto tutti insieme questa, e io ho avuto la fortuna, l'onore di aprirla come allenatore di questa società, pensavamo insomma di poter fare bene, ma che al 5° anno di vita potessimo iniziare a giocare un campionato come la Serie B, insomma penso che fosse veramente utopistico allora. Siamo a un mese di lavoro esatto, poi ti lascio intervenire Mauro. 23 agosto il raduno, oggi 23 settembre, le prime impressioni ti chiedo su questa squadra. Le prime solite, come quando inizi il primo allenamento, non ti basta mai il tempo, vuoi sempre avere un po' di più. Abbiamo tutto da testare, parlavo con molti dei ragazzi, il dubbio
il fatto di non aver avuto confronti con realtà parallele della stessa forza, comunque dello stesso livello. E poi quello che è legato a un aspetto che abbiamo sempre tenuto in considerazione, il fatto che non avessimo appena terminato una stagione programmata e costruita per vincere. L'abbiamo vinta, sono due cose molto diverse. Quindi dobbiamo assolutamente registrare un ulteriore processo di crescita. Arriviamo da ultimi arrivati, dobbiamo avere la mentalità dell'ultimo arrivato, e perché quella mentalità ci ha portato molto, molto bene in tutti questi anni. A proposito di test, Marco, parlavamo in precedenza, Virtus Padova, che sarà in campionato del Sustentu, che ieri ha battuto in amichevole la Tezenis Verona, squadra ben corazzata di A2. Questo insomma testimonia il livello di un campionato e di un girone, soprattutto il girone B, che vedrà protagonista l'Accademia il prossimo anno, veramente insomma, molto molto difficile. Sì, il girone è sicuramente dal punto di vista tecnico ma anche fisico il più difficile che ci si poteva presentare. I risultati di precampionato, Padova è una bella squadra, l'anno scorso ha fatto soffrire Udine nei quarti di finale, è rimasta praticamente per 8 decimi la stessa squadra, ha aggiunto forse il miglior lungo di quel girone dell'anno scorso, una squadra che ha delle belle potenzialità, secondo me anche in chiave playoff probabilmente. Hanno vinto di 2 ieri sera con Verona, noi abbiamo vinto di 2 con Calasetta, mi sembra che sia equilibrata insomma. Mauro. Bene, io ho visto che voi avete davvero... Io tornerei al giugno perché abbiamo una sorpresa. Attenzione, tirate fuori i fazzolettini, esatto, potrebbe esserci da piangere. Questo accadeva nella stagione scorsa e questo a mio poi... avviso, anche se poi ogni stagione rappresenta un punto, una partenza e un traguardo completamente nuovo. Ci siamo lasciati dopo quello che a tutti noi, parlo per me, per i ragazzi, visto che poi molti sono qui ancora, e alla dirigenza era sembrato un punto importantissimo, c'è un playoff per giocare la promozione di NB, lo accantoniamo, ma sicuramente la società, i giocatori, lo staff tecnico credo abbiano una forte ambizione. Poi quest'anno l'obiettivo, quando io ho parlato con Marco, era di stare in un gruppo soprattutto positivo a livello di umore, bisognava dove ci si diverte e si lavora. Poi l'obiettivo che abbiamo adesso è un po' presto, però sicuramente non ci tiriamo indietro da nessuna lotta. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verses, dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking
asking him, was it given that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Talk Beer, Machine Shop. Se lo meritava quella società, era il minimo che potessimo fare per tutto quello che ci hanno sempre dato. Non ci hanno fatto mai mancare nulla e questa piazza se l'è meritato. Oggi erano fuori con un caldo allucinante alle 3:30 a fare la fila per entrare al palazzetto. Se meritavano tutto questo, noi ci abbiamo messo il nostro. Questa è stata un'annata molto dura per via degli infortuni. Però ho lottato perché volevo dare una mano almeno alla fine ai miei compagni e spero di esserci riuscito. Sono stati grandi tutti e adesso godiamoci la festa. Cioè, non so cosa dire, è un'emozione fortissima, bellissimo, bellissimo qui in casa nostra con la sofferenza degli infortuni, degli infortunati, riprendendola quando sembrava che potesse andare via gli avversari. Bellissima, un risultato figlio veramente di tantissimi padri. La società, i ragazzi, non corro il rischio di essere banale, ma l'urlo anche di Cesare Orani. Abbiamo fatto, non lo so, credo una cosa bellissima. Personalmente non ricordo una cosa così bella. È inutile dirti, siamo felicissimi, ma abbiamo dimostrato ancora una volta di essere squadra non solo dentro il campo, perché i ragazzi sono stati splendidi, anche perché per quest'ultima partita lo hanno dimostrato da settembre, siamo primi in classifica da settembre, non abbiamo mai mollato la testa della classifica e neanche mollato con la testa. Eccoli i 6 minuti della stagione scorsa. Che emozioni, Roberto, che emozioni, Marco. Ho visto un occhietto lucido prima. Vogliamo esatto, di tutti. Non so se vogliamo tornare anche con il pensiero ad alcuni di quei che abbiamo visto in questo video e che non fanno parte di questa squadra. Credo sia doveroso, insomma, lasciargli un saluto quest'oggi. Sì, chi di noi sta continuando quest'anno ha la grande fortuna di poter continuare a lottare per questa squadra, per questa maglia. Chi non è più con noi avrebbe meritato quanto noi di essere con noi. Ci sono ovviamente dei motivi di varia natura che hanno portato
a degli arrivederci con alcuni di questi giocatori che hanno dato tantissimo. Davide, Andrea, Alessandro, Gianmarco e Davide ci hanno dato tanto da tutti i punti di vista. Nei ricordi messi da parte sicuramente c'è un ricordo molto forte. Allora Marco, c'è tanta poco, io direi diamo un po' di spazio e torniamo sull'altro Marco quando ci troveremo a presentare i nuovi, però io sono curioso di sapere la tua lettura di diversi prospetti che quest'anno vestiranno la maglia. Marco Secci, ce l'abbiamo? Eccolo qua. Applauso anche per Marco. Forse è meglio usare il tuo microfono perché questo è un po' in difficoltà. Allora Marco, abbiamo detto col presidente, col neopresidente, tante emozioni, ma quanto lavoro dietro la scrivania c'è dietro questo progetto? Tantissimo lavoro, grazie a tantissime persone che ci danno una mano, che sono sempre presenti, a partire da noi, tutti i dirigenti quindi che non sto a nominare, siamo comunque un bel gruppo, e poi gli sponsor e tutti i familiari, mogli, fidanzate che sopportano tutti noi tutta la settimana. Penso che sia un bel lavoro di squadra da parte di tutti. Ci sono tanti argomenti di cui parlare, io inizierei dalla logistica, perché se non sbaglio il Palamellano sta attraversando un momento di ristrutturazione per renderlo il più possibile congruo al nuovo impegno. Abbiamo fatto di tutto per non cambiare casa. Abbiamo avuto moltissime difficoltà, siamo in attesa degli ultimi documenti, dovremo riuscire comunque a debuttare al Palamellano che è comunque la nostra casa, dove è importantissimo per noi giocare, perché comunque abbiamo iniziato lì, perché comunque ci troviamo bene lì e il nostro pubblico ci segue molto affezionato. Parquet tirato a lucido, canestri appesi alle pareti e non più sul fondo del campo, dove invece è stato ampliato la tribuna per i numerosi tifosi che arrivarono, e poi cos'altro? Dovevamo assolutamente ampliare i posti, perché comunque la federazione ci ha imposto almeno 350 posti, quindi abbiamo sicuramente migliorato con i canestri appesi al muro, e quindi organizzeremo 2 parterre sotto i canestri appunto, e poi cercheremo di ampliare un pochino la gradinata. Per ora i lavori sono tanti, le spese sono tante, quindi cerchiamo di fare quello che possiamo. Le spese sono tante, ma voi avete avuto un merito, quello di avvicinare le aziende con una comunicazione funzionale il più possibile al progetto. Io vedo davvero tanti marchi che vi accompagneranno quest'anno. Hanno creduto in noi già da qualche tempo e sono molto felice che si siano avvicinati diverse aziende importanti anche quest'anno, e non solo per aver conquistato la categoria comunque importante che è la Serie B, ma soprattutto perché credono nel progetto che stiamo portando avanti e riteniamo ci crediamo comunque in questo progetto, quindi speriamo di intanto mantenere la categoria e poi di crescere comunque insieme a loro. Roberto. Io vorrei scendere un po' più sul tecnico. Marco ha curato in prima persona l'allestimento del roster, ti vorrei chiedere quali sono state le linee guida, soprattutto per andare a prendere i 3 rinforzi che hai poi preso sul mercato. Sono contento che Marco Sassaro ha citato gli assenti, quelli che purtroppo per varie ragioni non sono stati confermati quest'anno. E purtroppo il problema della Sardegna è sotto canestro, quindi con i lunghi. Abbiamo cercato di sopperire da quel punto di vista con 3 innesti secondo noi molto importanti. Non dimentichiamo comunque che abbiamo confermato 9 giocatori rispetto all'anno scorso, quindi molto contenti comunque di aver confermato lo zoccolo duro e di aver comunque trovato 3 ragazzi che si sono calati subito nella situazione in maniera molto positiva. Non so se Mauro ha altre curiosità relativamente Io una curiosità ce l'ho, mi è venuta in mente in questo istante. Abbiamo lanciato la campagna abbonamenti, ti volevo chiedere a che punto è. Purtroppo gli spazi sono quelli che sono, quindi la campagna abbonamenti è andata benissimo. Sold out. Esatto, li abbiamo praticamente finiti, quindi grazie a quelli che ci hanno dato fiducia, così a scatola chiusa, speriamo di avere il palazzetto sempre pieno. E poi qui coinvolgo anche Mauro, le partite interne al Palamellano l'anno prossimo saranno allietate, soprattutto per i più piccoli, da una novità, non so se Marco la vuole annunciare, ed è legata anche qui, anche in questo caso, a un rapporto di collaborazione con un'azienda del territorio. Sì, ringraziamo un'azienda di
che si chiama Tutto Esaurito, che ci ha consentito di organizzare una sorpresa per i più piccoli, per tutto il nostro settore giovanile, che presentiamo oggi. È una sorpresa anche per tanti di noi, perché molti di noi non lo sapevano. Lo vedo adesso, è veramente fantastico. Eccolo qua, vi presentiamo in esclusiva Hook, la mascotte Sustentu, con le immagini telecamera guidata da Andrea Farris. Eccolo qua, Hook sarà presente. Vieni qua Hook, vieni qua, avvicinati a noi, anche un 5 Sustentu, tutti i ragazzi, perché questo è il primo 5 della mascotte alla squadra del Sustentu, davvero carinissima. Hook, ovviamente non la facciamo parlare, non parlerà, però sarà davvero una gran bella... Io sarei curioso di sapere cosa ne pensa invece il signor Pirati, il signor Hook, però mi sto domandando anche da dove riesce a vedere in questo momento. In effetti è complesso. Va bene, io ho una curiosità sugli abbonamenti, insomma l'avvertimento è lanciato, chi verrà a giocare al Palamellano troverà una bolgia, perché qui a Sestu nulla sarà lasciato al caso. È quello che ci auguriamo, per quello abbiamo voluto fortemente stare a casa nostra, quindi al Palamellano. Volevo ringraziare intanto il convento che ci ha consentito questa serata e soprattutto Daniela Caliendo che ha organizzato tutto dalla A alla Z la serata. Che se non sbaglio ha una bella cornice musicale con i Non Soul Funky, giusto? Esattamente. Bene, grazie. Allora, Marco Secci, iniziamo a parlare un po' di basket giocato, magari presentando i nuovi, che sono magari la curiosità. È arrivato il momento tanto temuto dai ragazzi che sono da quella parte, dalla tua parte Mauro, infatti magari farei prima ad andare tu a intercettare. Va bene, allora io so che, e qui coinvolgo anche Marco Secci, so che c'era una clausola sul contratto di trionfo perché nel caso in cui avesse parlato alla presentazione sarebbe stato stracciato il contratto seduta stante. Però questo... noi rischiamo e lo proviamo a intervistare. E poi insomma, ormai va di moda, no? Streaming, quindi va bene così. Romeo Trionfo, la perla del mercato Sustentu, classe 85, è sfiorato la Serie A2 l'anno. E allora la prima domanda è: Sardegna, perché Sustentu? Ma ho scelto Sustentu perché ho parlato con Marco e devo dire che l'impatto è stato molto positivo. Poi a dirla tutta, 3 anni fa quando giocavo a Cassino ci siamo affrontati da avversari con Sesto, quindi mi ha dato un'ottima impressione. Allora, questa è la realtà che ti aspettavi, a conti fatti cosa è successo? No, mi aspettavo questo e ho trovato quello che mi aspettavo. Ci dai un po' la lettura di questo girone B, si parla, girone di maggior qualità tra tutti gli altri, tu che li conosci? No, devo confermare che è il girone più tosto. Perché come tutti sanno ci sono le 5 corazzate, tra cui Piacenza, Bergamo, Orzi Nuovi, che comunque sono squadre veramente attrezzate con giocatori che hanno avuto anche passato in Serie A e in Lega 2, quindi comunque è molto competitivo. Ecco. A te Roberto? Io ho una curiosità per Romeo ed è soprattutto l'impatto psicologico con una realtà neopromossa in Serie B che affronta la Serie B per la prima volta nella sua storia. Tu arrivi invece da una quasi A2 con Montegranaro. Penso non sia semplice affacciarsi a una realtà completamente diversa rispetto a quella a cui eri abituato in precedenza. Guarda, per assurdo è più difficile quando si va a giocare in una situazione dove come obiettivo c'è la salvezza, perché comunque la pressione è anche maggiore, cioè quando si gioca per vincere il campionato è tutto più bello, i playoff è puro divertimento, è tutto di guadagnato, mentre quando si gioca per salvarsi, che è un'esperienza che ho già vissuto a Vado Ligure l'anno della B, devo dire che è molto più impegnativo. Due battute del livello del girone in generale ne abbiamo abbondantemente parlato, ti chiedo se hai già individuato quelle che possono essere le avversarie dirette nella lotta alla salvezza. Ricordiamo che ci saranno 3 retrocessioni, per cui non sarà semplice, ci saranno anche i play-out. Allora, devo dire la verità, a parte le corazzate che ho detto prima, Bergamo e le altre, le squadre con cui noi ci giocheremo la salvezza le conosco ben poco, devo essere sincero. Anche perché quest'anno molte società stanno puntando sui giovani,
Quindi mi pare di aver visto 2 o 3 squadre che hanno un sacco di giovani in squadra che chiaramente io non conosco. Mauro, non è mai gradevole chiedere quelle che sono al giocatore. E allora, coach Sassaro, che tipo di giocatore è Romeo Trionfo? Marco le conosce, Marco le caratteristiche. Meo è un giocatore che io e Marco abbiamo, penso, fortemente voluto, nel senso che coniuga diverse caratteristiche che torneranno utili alla nostra causa. È un giocatore che può giocare comodamente in 2 ruoli, in questo periodo ne sta facendo solo uno perché non possiamo citare la causa della lontananza di Edo dal parquet, ma appena quella causa si cicatrizza penso che Meo tornerà a fare l'ala piccola come gli compete. No, scherzi a parte, è un giocatore che può darci tanto, ma soprattutto un giocatore che ha dimostrato da subito di potersi integrare con quella che era stata la matrice dell'anno scorso, che non ho voluto e non abbiamo voluto snaturare, cioè una quantità di collaborazione, un gioco di insieme su cui abbiamo puntato tanto l'anno scorso. E Meo questo lo sa fare benissimo perché è un giocatore da sistema, è un giocatore che sa quando tirare, quando passare la palla. Dobbiamo capire adesso la percentuale ancora, ci stiamo lavorando sopra. Allora, grazie a Marco, io chiudo strappandoti una promessa, fai tu. Ma le promesse non mi piacciono tanto, anche perché l'unica cosa che posso garantire è il sacrificio, cioè l'impegno che ci metterò e ci metteremo da qua fino alla fine dell'anno per raggiungere l'obiettivo. Prometti anche che nonostante questa intervista non straccerai il contratto, rimarrai un giocatore dell'Accademia. Marco è tranquillo. Grazie, Romeo Trionfo. Roberto, lascio a te la presentazione del secondo nuovo arrivo in casa Sustento. Classe 94 arriva da Empoli, ecco che inizia ad alzarsi Sebastiano Manetti. Un applauso. Sebastiano, tu sei empolese, però arrivi da Ravenna, campionato di Serie A2, lo scorso anno non tantissimo spazio perché nel tuo ruolo c'erano dei giocatori americani e sappiamo insomma che non è sempre semplice trovare spazio in un contesto di questo tipo, però hai lasciato delle buone sensazioni a tutti gli addetti ai lavori. Quest'anno potrebbe essere a livello personale l'anno della tua consacrazione. Spero proprio di sì. Io ho semplicemente cercato di farmi trovare pronto quando la squadra aveva bisogno di un mio contributo e credo di esserci riuscito in quei pochi minuti che ho avuto. In precedenza altre esperienze in Serie B a Empoli, Stella Azzurra Viterbo se non ricordo male, però il girone B, questo girone diciamo del nord Italia, è una novità anche per te, ovviamente le sensazioni saranno le stesse, difficoltà altissime. Sì, assolutamente. Sono secondo me 5 squadre che sono più attrezzate delle altre e io credo che ce la possiamo giocare però con tutte. Dobbiamo dare battaglia a ogni singola partita, specialmente a quelle in casa, perché sono convinto che ce la possiamo fare. Le tue prime sensazioni in questa realtà, anche insomma, a livello di convivenza, non so, forse vivi con Romeo anche, raccontami tu. No, le prime impressioni sono state ottime. I ragazzi sono tutti super, lo staff pure, la società idem. Sono stato accolto come se fossi da sempre, quindi è un piacere allenarsi con questi ragazzi e essere allenato da tutto lo staff degli allenatori. Abbiamo parlato in precedenza delle caratteristiche di Romeo Trionfo, parliamo anche delle tue a questo punto. Vedendo quel famoso video di cui abbiamo già parlato il giorno del raduno, tutti sono convinti che tu sei un saltatore incredibile, un uomo da gara delle schiacciate. In realtà una delle tue doti più interessanti è il tiro da 3 punti, però ti lascio spiegare insomma a tutto tondo quelle che sono le tue caratteristiche di giocatore. Un 4 però con buona attitudine al tiro da fuori. Io quando ero piccolo avevo paura dei contatti. Quindi per non prendere le botte stavo dietro l'arco, appena mi arrivava la palla tiravo, quindi è nata un po' così la mia caratteristica del tiro da 3 punti. Nel corso degli anni ho sempre cercato di allenarlo e poi sono cresciuto e le schiacciate sono venute di conseguenza con l'allenamento. La paura dei contatti è passata? No, ancora un po' ce l'ho, specie contro la Guzzi. Coach, al Palamellano ci sono da prendere botte, allora la lettura tua su Sebastiano Manetti.
La lettura mia è semplicemente quella che è stata la lettura anche della società, e cioè Marco Secci aspira a titolo di miglior manager, general manager dell'anno, perché se Sebastiano esplode lui prende il premio di diritto e io probabilmente salvo il posto. È semplicissima la lettura. No, giusto per non mettere pressioni a Sebastiano, mi sembra doveroso. Le abbiamo messe dall'inizio, guarda, cioè, e le sta sentendo adesso per la prima volta. No, credo che la curiosità nostra nel capire se Sebastiano potrà essere il giocatore che noi pensiamo possa diventare, credo sia la sua stessa curiosità. Cioè, parlavamo ieri durante l'allenamento del fatto che ha necessità di trovare una continuità e quella continuità la deve trovare a 360 gradi, non in un ruolo ma su più fronti, e offrendo il talento e la manodopera alla stessa maniera. Va bene, grazie. Allora, Piano Manetti, e grazie a coach. Guillermo Laguzzi, classe 82, vecchia conoscenza del basket Ti hanno già dato del vecchio e questo mi sa che non è un ottimo... No, vecchia conoscenza, poi insomma. Innanzitutto la pronuncia esatta del tuo nome, che sarebbe... Ignazio. Avevamo sbagliato tutto allora. Guillermo, esattamente, Guillermo. Qua ho toppato, vabbè. Va bene. Non sarò il solo. Allora, tu sei argentino, però sei più sardo ormai che argentino, lo possiamo ammettere. Sì, diciamo che sono 7 anni che sto qua in Sardegna, quindi dai 12 anni che sto qua, passare la maggior parte degli anni in Sardegna ti fa essere più che italiano sardo. 34 anni, primo Serie B, ti chiedo quali sono le tue sensazioni approcciandoti a questo tipo di campionato. Le mie sensazioni sono sperare di far bene. Dopo 12 anni di giocare in Serie C, a quel livello lì passare, fare un salto di categoria, andare a giocare con giocatori che veramente sanno giocare a basket e veramente ti trovi allo stesso livello fisico. Sarà un po' difficile all'inizio, ma spero di ambientarmi subito e di far bene. In una squadra di questo tipo sarei il 5 classico, immagino, poi qui chiameremo in causa anche il coach Marco Sassaro. Ti chiedo come stai lavorando, che tipo di misure stai trovando all'interno di anche dal punto di vista tecnico. La pecca di stare qua in Sardegna, di essere l'unica squadra di Serie B, che ci siamo battuti contro altre squadre di Serie C, dove i lunghi che troveremo qua non si trovano in questi amichevoli. Vedremo adesso quando inizia il campionato come va, però sono abituato a giocare da 5, sono 12 anni che gioco da 5, quindi non penso mi sia difficile da quella parte, sarà tosto iniziare a giocare con giocatori di quella categoria lì, però vedremo, si vedrà, stiamo lavorando per quello. Marco, non so se ci vuoi parlare di Ignazio ormai. Dicevo, con Laguzzi grande atletismo, però anche la possibilità di sfruttarlo da esterno, no? Un po'. Ignazio è credo che sia un 4 stranaturale, secondo me. Posso rimarcare Ignazio, ovviamente. Assolutamente sì, è confermato dai documenti, non è che lo stiamo inventando qua. Però penso che sia un 4 naturale, che è dotato di tiro, sa maneggiare la palla, cioè, è un 4 naturale, ma è qui ognuno di noi è tenuto a fare più di quello che sono le sue caratteristiche. Quindi così come lo fa la società, che ha fatto il massimo sforzo, lo faremo noi come staff tecnico, e lo farà ogni giocatore anche quando sarà chiamato a farlo, fra virgolette, fuori ruolo. Non c'è fuori ruolo se si sta in una squadra e se si prova a avere un'ambizione comune. Ricordiamo lo scorso anno, annata importante per Ignazio a Tolentino in C-Silver, lo abbiamo visto all'opera anche contro l'Esperia, ha giocato un campionato importante, insomma sembra assolutamente pronto anche per questa nuova avventura molto molto ambiziosa in Serie B. Grazie. Laguzzi? Prima di passare al capitano,
io ho una curiosità ancora con coach Marco Sassaro. Ti piace la pallacanestro di esecuzione, però io guardo il roster e noto una squadra costruita anche per un bel gioco a campo aperto. L'anno scorso è stata, come dire, è stata la trama principale, quello che abbiamo provato a usare come prima cosa. Poi dopo abbiamo costruito un'altra qualità che era quella di, all'interno di un gioco forse meno veloce, un gioco di grande collaborazione e di esecuzione. Credo, come dico molte volte a loro, non ci sia nessuna, non si sminuisce nessuno a chiedere collaborazione o a un gioco di collaborazione. Non si toglie niente al talento individuale, si dice solamente, si chiede solamente di metterlo al servizio di tutti. Però stiamo provando a creare questo nuovo sistema di collaborazione. Non è semplice, ma soprattutto gli avversari lo renderanno più complicato. Vediamo, tanto manca 8 giorni e siamo in campo. 8 giorni, Sustentu Virtus Padova. Grazie, coach Marco Sassaro. Un'altra cosa, una precisazione doverosa, Mauro, abbiamo parlato dei nuovi arrivati, tra i nuovi sono giovanissimi, però va sottolineata la loro presenza e immagino, anzi spero saranno protagonisti, sono sicuro in realtà, Giuseppe Floridia e Francesco Vaccargiu che è tornato, un applauso anche per loro. Il capitano dov'è? Il capitano è a fianco a me. Eccolo perché qua. sapeva fin dall'inizio che sarebbe arrivato Fabio qui Villani. all'interrogazione. La domanda scolastica, come si sono integrati i nuovi? Beh, direi benissimo, sia in campo che anche fuori. Diciamo che la prima settimana siamo usciti un bel po' di volte perché penso sia la cosa principale farli integrare bene nella città, quindi penso si siano divertiti e niente, sono 3 bravissimi ragazzi. Si sono, penso, già integrati bene in tutto e per tutto. Ti chiedo cosa hai provato rivedendo quel video che abbiamo visto tutti assieme in precedenza. So che l'annata scorsa per te è stata particolarmente sofferta e infatti uno dei momenti più emozionanti, e ci ho tenuto particolarmente a metterlo nel video, è stata l'intervista con te dopo la partita con Firenze, perché sapevo quanto avevi sofferto e quanto era per te una gioia immensa quella di riuscire ad accompagnare anche soltanto per la parte finale del campionato la squadra in questa promozione incredibile. Sì, allora diciamo che ho provato la parte più brutta della mia carriera cestistica. Vogliamo ricordare che sei riuscito a infortunarti in aeroporto un giorno? Sì, sono stato fortunato, però nello stesso tempo poi si è conclusa come la parte migliore della mia carriera, quindi come ho rivisto queste immagini non ti nego che mi sono venuti i brividi, perché comunque c'era un clima e si era creata una situazione dove, adesso sembra facile dirlo, però prima dell'ultima partita ero quasi convinto che avremmo vinto, cioè eravamo troppo bravi anche in allenamento, provando e tutto, cioè, io sapevo che al 99% sarebbe andata così, poi uno non lo dice mai prima per scaramanzia, però poi è andata così, quindi benissimo. Ho chiesto a Romeo Trionfo di fare una promessa, il capitano la deve fare per forza. La promessa sarà che non smetteremo mai di lottare, che non ci impegneremo per 39 ma sempre per 40 minuti se non di più. Penso che questa poi al di là di tutto sia la cosa principale, sia che si vinca o che si perda, l'importante è che si esca dal campo sfiniti per aver messo tutto. Grazie capitano. Fabio Villani. Mauro, li vogliamo elencare tutti i pirati a questo punto? Ebbene sì, Mauro Graviano, seguiamo anche con un applauso, Nicola Elia, la sentenza della passata stagione, Alessandro Casula, Mirko, Giuseppe Floridia, l'abbiamo citato prima, Fabio Villani, Guillermo Laguzzi, Edoardo Melis, Mauro Passaretti, Gabriele Calandra, Sebastiano Netti, Luigi Cabriolu e Francesco Vaccargiu, anche tecnico che quest'anno è arricchito da figure importanti. Marco Sassaro ovviamente ha parlato abbondantemente, poi Nicola Massa, Luca Palmas sono gli assistenti e poi tutto lo staff di fisioterapisti medici che quest'anno, come è stato sottolineato in precedenza, si è arricchito ulteriormente per professionalizzare la società, lo staff a tutto tondo. Ricordiamo inoltre che il main sponsor continua a essere il Sustentu. Non ce la caviamo così perché li dobbiamo citare tutti e mi sembra doveroso, Mauro. Lo facciamo volentieri. Della tua collaborazione. Il main sponsor, il complesso turistico Sustentu, lo hai già citato, allora passiamo ai gold sponsor. Gruppo Melis Intermediazioni, Special Car Group, Studio Legale Secci,
Tecnocasa Pirricasa SRL, Tecu, Boni Mores, Eurospin, Tecnorete SRL, silver sponsor invece Studio Moda Group, MDS Costruzioni, Alex Service, Polpa Burger, Serci e Serci, Loi Uomo, Ottica Borriello, Sinergas, Comec, tutto esaurito, Centro Revisioni Non Stop, Mercerie PU, Mauro non so se hai seguito perché io non ho più fiato. Mival, Studio Dentistico Pava, Rap, Memis, Leli Criso, ce ne sono ancora altri e penso che durante la stagione Marco me ne farà preparare anche tanti altri. Caffè 51, Fonti Sattai, Sarda Latticini, Scavolini Store Cagliari, Puddu, Crisafulli Arredamenti, Studio LFM, 1224, La Bottega dello Stile, Ortopedia Chessa, Sodigas, Cambio Immagine, Iorio Diamanterie, l'Isola Celiaca, Il Congegno SRL, Tires Center, Sirio Pavimenti Sportivi, Farmacia Perra, Nuove Grafiche Puddu. Ce l'ho fatta. Nell'aggiungere Tecnodata che hai saltato, io dico che questo è il più gran bel messaggio a chi dice che è difficile recuperare sponsorizzazioni e soldi nello sport. Questa società ci è riuscita e io dico forse quest'anno farà anche fatica a trovare lo spazio poi nella... Lo troveremo senz'altro. Direi che siamo alla chiusura. Chiediamo Lumi dietro le telecamere il saluto di Hook. Le maglie, non abbiamo parlato di maglie e merchandising. Chiamerei Marco Secci che ci darà una mano da dietro le telecamere anche per darci delucidazioni. Eccolo qua, vieni Nicola, questo erano i grandi gesti che riuscivamo a capire. Poi anche maglie. Nicola Elia, va bene il capitano, però la sentenza dell'anno scorso non poteva non avere parola. Nicola, le tue sensazioni per uno che ha girato tantissimo, che conosce questo campionato, che tipo di campionato sarà? La prima sensazione è di stanchezza innanzitutto, perché l'età avanza e gli impegni sono sempre più assidui. Niente, sarà un campionato duro, difficile, che noi siamo pronti ad affrontare, però sappiamo che non sarà semplice, proviamo a mettercela tutta perché comunque è un'incognita, è un po' come la fase nazionale dell'anno scorso, noi siamo partiti con grandi propositi, ci volevamo provare ma non eravamo in grado di sapere inizialmente se riuscivamo a dominare, perché alla fine abbiamo fatto 6 su 6, quindi siamo riusciti ad andare meglio di come eravamo andati durante tutta la stagione. Vedremo, è una curiosità per tutti, come lo è per quelli più giovani, anche per quelli un po' più vecchi come me, va bene. La promessa per l'anno prossimo è smetterai di fumare, giusto? Pensavo smetterai di giocare, no, quello sarete un po' più contenti. Bisogna vedere, stabiliremo alla fine dell'anno se sarà più conveniente smettere di fumare o smettere di giocare. Ancora informista, secondo me detterà legge. Quest'anno mi farà perdere le corde vocali, è successo l'anno scorso. Grazie a tutte le fiammate. Nicola Elia, stai qua Marco perché non abbiamo forse neanche citato lo sponsor tecnico eSport e quindi la nuova maglia che io mi sento di dire assomiglia tanto, e chissà che non sia di buon auspicio, a quella della Dinamo. Chiedo ad Andrea Farris intanto di andare a raccogliere i particolari di questa nuova maglia. Passi tu il microfono Roberto. È stata una partnership che abbiamo voluto, siamo molto contenti di essere stati scelti da iSport e niente. Contratto quadriennale di tipo professionistico, i ragazzi sono obbligati a usare tutto il materiale di iSport, una realtà sarda che ha creduto in un'altra realtà sportiva sarda, ancora una volta alla faccia di chi dice che in Sardegna non si può fare niente. In realtà ci vuole spirito, ci vuole iniziativa e voi l'avete dimostrato, insomma, si può fare. Ci stiamo provando almeno e sicuramente non ci manca la voglia di fare. Contenti, ripeto, ringrazio ancora tutti gli sponsor che ci danno una grossissima mano. Perfetto. Gli equilibri del gruppo mi impongono di sentire davvero giusto da parte di Mauro Graviano e di Edoardo Melis. Edoardo Melis di fatto la sorpresa della passata stagione sotto canestro, lo chiamerei qua, e poi ancora Mauro Graviano che è di fatto una autentica certezza in cabina di regia. Dov'è Mauro Graviano? Mauro, vieni qui. Vieni qua. Mauro Graviano e Melis, no? Allora Mauro, c'è chi si faceva forte le pick and roll, ricordo tempi fa in casa, no? Sì. Qui i ruoli sono quelli. Sì. Mauro, ritrovi la Serie B, credo un campionato che si addice finalmente alle tue doti, alle tue caratteristiche. So che lo aspettavi da tanto tempo e so che ci tenevi particolarmente a conquistarlo con questa società.
Sì, come hai detto tu, ci tenevo particolarmente a rigiocarci e farlo con la società con la tua società con cui stai da anni, farlo vincendo così è sicuramente la maniera migliore per tornarci. Ti chiedo, non posso non chiederti cosa pensi del prossimo campionato. Abbiamo parlato dei lunghi, parliamo adesso dei playmaker. Tu sei particolarmente fisicato, puoi portare, l'anno scorso almeno eri abituato a portare spalle a canestro i tuoi pari ruolo, l'anno prossimo cambia tutto in realtà perché la taglia fisica anche dei piccoli è molto molto più elevata. Sì, aumenta la taglia fisica, aumenta anche la tecnica, però non escludo di tornare a fare certe giocate anche in Serie B. Mi sembra questo lo spirito migliore possibile. Grazie mille Mauro. C'è rimasto Edoardo Melis che chiamerei a questo punto al mio fianco. Edoardo, una cosa velocissima. Lo scorso anno nella fase nazionale dei playoff, dove i lunghi della squadra erano sottoposti a uno stress particolare, perché io ricordo per esempio i lunghi di Sarzana, Irving e Penè particolarmente forti, tu ti sei fatto trovare pronto, ti sei segnalato secondo me come uno dei migliori lunghi di quel girone di spareggio, un orgoglio particolare anche per te che ti affacciavi dopo qualche tempo alla ribalta nazionale nuovamente, dopo la DNC qualche tempo fa. Beh sì, ho cercato comunque di fare il mio meglio, era molto competitivo anche a livello di lunghi le scorse 6 partite della finale, quest'anno non ho ancora ripreso e spero di tornare presto comunque. Mauro, hai qualche curiosità? Altrimenti secondo me qui la gente vuole davvero andare a mangiare. Un'ultima cosa richiesta, vedo che ha seguito con grande attenzione tutta la diretta presidente della FIP Sardegna Bruno Perra, chiedo a lui un saluto di rito per questa nuova stagione del Sustentu, ma perché no anche di tutto il basket sardo. Sustentu ha un grande compito, quello di rilanciare la pallacanestro a Cagliari, abbracciando la terza serie nazionale, perché attenzione, sotto soltanto 2 scalini sotto la Dinamo. No, lo Sustentu prima di tutto ha già vinto secondo me la prima partita, perché vedere una presentazione con tanta gente credo sia una bellissima cosa. Complimenti alla società, complimenti ai ragazzi che sono riusciti a riportare una Serie B nella provincia di Cagliari che mancava tanti anni. Una vittoria che hanno fatto sul campo con grandi sacrifici, perché sapete benissimo le difficoltà che ci sono adesso. Credo che la squadra sia stata allestita nel migliore dei modi, con i limiti delle possibilità economiche, ma l'entusiasmo, credo, la bravura dello staff tecnico, la bravura di questi ragazzi porteranno sicuramente delle grandi soddisfazioni. Io personalmente non posso essere felice a vedere questo entusiasmo, vedere un'organizzazione quasi a livello di Serie A, perché una presentazione del genere, presentando la maglia, presentando la squadra con una diretta, credo che sia anche questo un passo avanti per la pallacanestro sarda. Complimenti a tutti e in bocca al lupo. Immagino in casa con particolare orgoglio la società, anche il saluto del presidente Perra. Io direi che possiamo chiudere, Mauro. Possiamo chiudere, appuntamento dunque al 2 ottobre, ore 15, la gara contro Virtus differita da diretta.it, però potrebbero esserci sorprese, novità, chissà. Sorprese dell'ultimo minuto. Davvero un in bocca al lupo, Sustentu, Sestu. Di voi, grazie, mi sento di dire anche buon appetito. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi